ho da rappresentare l'esigenza che il teste paladino miracolosamente presente mi ha rappresentato che alle 12 o 12:30 ha un impegno indifferibile. Quindi se insomma non ci sono altre esigenze se lo possiamo chiamare prima. Presidente, io ho un'esigenza di tipo diverso, cioè il capitano De Quarto, che in questo momento è il comandante interinale del gruppo, quindi ha problemi di servizio. Mi pare che si possono conciliare. Sì, perché sarà un esame brevissimo quello del... Anche quello è un esame brevissimo, quindi per la utilizzo. Il mio è veramente Allora, chi introduciamo? Scusi la giacca, io chiederei il capitano De Quarto. Capitano De Quarto. Capitano De Quarto. No. Diamo atto intanto della presenza degli avvocati Falcone, Marchese, Cannavò, Reddoneve. Sì. Arena? L'avvocato è interessato alla difesa di qualcuno? No. Catania? Mi pare di aver visto Antille. Si accomoda. L'avvocato Falcone dovrebbe sostituire il difensore al momento non presente in aula. Viene introdotto il test De Quarto Angelo, il quale si qualifica. Sono il capitano De Quarto Angelo, comandante del nucleo operativo di Catania. Vuole leggere la formula del giuramento, signor capitano? Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Ascolti le domande del pubblico ministero. Capitano, lei in questo momento cosa comanda? Comando il nucleo operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Catania. Le sono state delegate indagini o comunque ha svolto indagini in merito all'incendio di due abitazioni nella disponibilità di collaboratori di giustizia? Abbiamo fatto degli accertamenti a fine aprile 95, credo il 28 o il 29 di aprile. Avevamo ricevuto notizia che era stata bruciata una casa in campagna di proprietà o nella disponibilità del collaboratore Avola Maurizio. Abbiamo fatto delle ricerche e abbiamo individuato la casa tramite un contratto Enel. In effetti il contratto Enel era intestato a Avola Carmelo, padre del collaboratore, però la casa di campagna era intestata a Timpanaro Giovanni, ecco, che era il cognato del collaboratore, il genero dell'Avola Carmelo. E ci sa dire, l'ha già detto, mi è sfuggito, qual è l'epoca dell'incendio? Noi abbiamo avuto notizia a fine aprile, il 28 o il 29 di aprile del 95. Comunque l'incendio doveva risalire a qualche settimana prima, forse un mese. Comunque, molti giorni prima di quando l'abbiamo saputo noi. Sono stati fatti dei rilievi fotografici? Sì, questa casa di campagna si trova sulla strada Belpasso-Ragalna, si gira dopo 1 chilometro da Belpasso, si gira a sinistra, 1 chilometro dopo su una strada sterrata, sulla destra c'è questa villa, una casa di campagna con piano rialzato e un primo piano. C'è una recinzione con un giardino. Sia l'appartamento del piano rialzato che del primo piano si mostravano con la serratura spaccata, rotta, forzata, e dentro era stato bruciato tutto, cioè
da un incendio, sia al piano terra, al piano rialzato che al primo piano. Però così dalle fotografie, dai rilievi, dovrebbe essere quasi sicuro che l'incendio si è sviluppato dall'interno della casa. Verso l'esterno. Avete fatto accertamenti anche con riferimento all'incendio ai danni di altra abitazione, di qualche altro collaboratore di giustizia? Credo che un paio di mesi addietro, il mese passato, a Mascalucia, nell'abitazione di Grazioso Giuseppe, credo che sia fatto. Sono stati fatti rilievi fotografici anche Sì, anche in quell'occasione. La casa si mostrava incendiata dall'interno, diciamo. Per quanto riguarda l'epoca di quest'ultima, noi se ne è accorta una pattuglia transitando, ha visto questa casa che aveva delle tracce di fumo, ha effettuato un controllo e si è visto che era stata incendiata. Quindi comunque doveva risalire anche in questo caso ad alcune settimane prima. Quindi dovrebbe essere stata incendiata verso aprile di quest'anno, aprile, maggio. Insomma. Capitano, lei è stato incaricato di svolgere anche degli accertamenti in merito a numeri telefonici e comunque a persone che erano state controllate nel corso di una perquisizione nella casa di tale Fiorito Salvatore? A Vigevano, cioè in occasione dell'arresto, sì. Sì. Furono trovate numerose persone all'interno di questa abitazione, tutto sommato anche abbastanza estranei, alcuni erano parenti, alcuni no. E di questi numeri, siccome si tratta di un arresto dell'inizio anni 80, dell'82-83 credo, molti numeri sono risultati cessati e di altri non è stato possibile risalire all'intestatario, fatta eccezione per 4-5 di cui abbiamo trasmesso. In effetti la perquisizione è successiva, comunque dico, questo è un dato che riguarda le indagini fatte da altro comando dei Carabinieri. Ricorda in particolare se sono stati fatte indagini per verificare chi fosse tale Andolfo Rita che era stata... Sì, è la moglie di Mangion Giuseppe, attualmente latitante. Sono stati fatti accertamenti su incarico della Procura della Repubblica in merito a delle autovetture rinvenute in Acicastello nel marzo del 1989? Sì, il 2 marzo dell'89 la pattuglia 1720, i servizi di turno 1720 della stazione di Acicastello rinvenì nella via Privitera, che è una parallela della via Re Martino, della strada principale di Acicastello, due autovetture, un Y10 Turbo e una Ritmo. Però mentre a bordo della Ritmo, della Y10 c'era una calza da donna, a bordo invece della Ritmo c'era un fucile con matricola a brasa, marca Benelli, calibro 12, e 9 cartucce, cioè 5 cartucce inserite nel caricatore e 9 cartucce invece in un sacchetto. Ecco, Invece però la Ritmo aveva le targhe, era targata Catania, ma le targhe risultavano a una Ford Escort, anche se rubate. Invece la Ritmo era targata a Siracusa. Tutte e due le macchine erano state rubate, l'Y10 il 20 gennaio dell'89 a Catania e invece la Ritmo il primo febbraio dell'89 ad Augusta. Ecco, mentre il rinvenimento è del 2 marzo alle 19.
In effetti dalla No, giusto, il 2 marzo. Ecco, sulla ubicazione della via, ha detto via Privitera. Sì, all'altezza del civico 12 fu rinvenuta. Ecco, via Privitera. Ci sa dire se questa via si trova vicino a qualche diciamo zona particolarmente attenzionata in passato dalle forze dell'ordine? Vabbè, a 100-120 metri in linea d'aria, a 200 in linea viaria c'era l'abitazione, c'era via Stazione, al cui numero 1 c'era il casificio di Tuccio Salvatore, e l'abitazione sempre in via Stazione al civico 3. C'erano da fare un centinaio di metri, poi si passa sotto un sottopassaggio che è all'altezza della strada statale, e poi dopo altri 100 metri c'era il casificio di Tuccio. Non ci sono altre domande, Presidente. Difensore, hanno domande? Avvocato Passarello. Un attimo solo, Presidente, grazie. Posso, Presidente? Sì, ovviamente, Presidente, intervengo nella qualità di difensore, esclusivamente nella qualità di difensore di Fiorito Salvatore. Capitano, lei ha fatto degli accertamenti su alcuni recapiti telefonici? Sì. Ci può spiegare di cosa si tratta? Questa sua indagine, in che senso? Come sono stati fatti gli accertamenti? Sì, questa sua indagine in cosa è consistita? Da dove provenivano questi numeri telefonici? E questi numeri telefonici furono trovati al momento di una perquisizione fatta a Vigevano, in provincia di Varese, in cui a casa di chi, mi scusi? Di Fiorito. Sì. Furono trovate altre persone, praticamente 2 o 3 nuclei familiari, tra cui c'era la signora Anzalone Rita. E nel corso della perquisizione furono trovati 12-13 numeri, una decina di numeri di telefono, alcuni col prefisso, altri senza, e li abbiamo sviluppati. Siccome ci hanno mandato la copia del verbale di perquisizione, i colleghi di Vigevano, abbiamo cercato di sviluppare quei numeri lì, che all'epoca non dicevano nulla. Però dopo, a distanza di oltre 10 anni, non è possibile risalire, perché c'è un cambio continuo dei numeri telefonici e gli archivi SIP non sono in grado di dare un accertamento completo, mentre 3 o 4 li abbiamo sviluppati, però non siamo in grado di dire se all'epoca erano intestate alle stesse persone di oggi. Scusi, lei ha avuto modo di avere il verbale di perquisizione domiciliare eseguito presso l'abitazione di Fiorito in data 11 ottobre 1985? Sì. Sì. Dico, ed è a questo verbale che lei fa riferimento? Certo, quando certo. Ecco. Ma può, capitano, ricordare un po' meglio il numero di numeri telefonici? Lei ha parlato di una decina, in realtà nel verbale ne sono indicati 5. No, guardi, forse adesso non ricordo esattamente, credo che il fax abbia preso un'altra riga, credo che fossero più di 5. Credo che fossero più di 5, quelli di cui siamo risaliti all'intestatario dovrebbero essere 4 o 5. No, mi scusi, anzitutto io parlo quelli reperiti, indicati nel verbale di perquisizione. Dovrebbero essere più di 5. Signor Presidente, mi scusi, possiamo sottoporre al signor Capitano il verbale di perquisizione? Può procedere? Sì. Sono più di 5, pagato? Più di 5. Possiamo dare quello, perché io l'ho completato a penna, quindi non vorrei, che non era venuta bene la fotocopia.
Sì, sono questi, avvocato. Sì, quanti sono, signor Capitano, mi scusi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sono. Sono 6. Ecco, se può tenerla ancora un attimo, grazie. Avete fatto delle ricerche specifiche sulle utenze telefoniche aventi come prefisso il prefisso del distretto di Catania? Adesso non ricordo, penso di sì. Però uno credo che fosse cessato. Sì. E gli altri 2 risultano 2 persone, a cui abbiamo fatto accertamenti di una persona sconosciute a noi. Signor Presidente, mi scusi, se consente, io sottoporrei al Capitano l'informativa a sua firma del 6 luglio del 96 su questo punto, se mi consente. Sì, c'è un ufficiale giudiziario. Grazie. Avete appurato allora a chi appartenevano le 2 utenze, per così dire, catanesi? Sì, mi ricordo, il 57 50 00 e il 38 10 60. Capitano, sì, dico, avete appurato a chi apparteneva? La Corte, mi scusi, signor Capitano, la Corte non lo conosce questo suo accertamento. Sì. Quindi allora, se due di queste utenze, il 57 50 00 era intestato a Nicoletti Domenico Natale, nato Catania 24 12 38, ivi residente Viale Moncada 6A, coniugato con Mezzacapo Maria Rita, nata Catania 22 5 48. L'altra? La seconda utenza è 095 38 10 60 a Milone Francesco, nato a Catania l'8 febbraio 25, residente via Duca degli Abruzzi 61, coniugato con Egitto Virginia, nata a Catania il 12 aprile 29. Le restanti utenze non risultano nel distretto di Catania, mentre il numero 0081 95 903 era inesistente. Mi scusi, signor Capitano, avete controllato se i titolari delle due utenze da lei citate o i coniugi dei titolari fossero soggetti pregiudicati? Sì, abbiamo controllato, sì. E che il controllo che esito ha dato? Negativo, cioè erano persone sconosciute. Grazie, non ho altro. Pubblico Ministero? Soltanto 2 precisazioni. Siccome lei in questo momento ha in possesso gli atti trasmessi dall'altro comando dei Carabinieri, poc'anzi lei ha parlato dei Carabinieri di Vigevano, sì. È sicuro che si trattasse dei Carabinieri di Vigevano oppure di altra località? No, attenzione, sono i Carabinieri della stazione di Sesto Calende, la cui stazione ricade sotto Vigevano. O Gallarate? Gallarate, scusi, perché Gallarate, la compagnia Gallarate e la stazione dipendente Sesto Calende. Ecco, poc'anzi lei probabilmente per un lapsus ha parlato di Anzalone Rita, il nome invece della persona... Andolfo Rita. Grazie, non ho altre domande. Può andare, signor Presidente. Allora, il prossimo teste? Padalino? Come si chiama? Paladino Sebastiano. Presidente, mi scusi. Prego. Io mi ero riservata nelle udienze scorse di produrre un certificato di residenza nell'interesse di Sciuto Sebastiano che produco all'udienza odierna. Va bene. Grazie. Si accomodi, venga avanti, signor Paladino.
Si siede. Legga la forma del giuramento. Così. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non a nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Sì, le sue generalità per il verbale le vuole dettare? Paladino Sebastiano, nato a Paternò il 10 gennaio del 1944. Risiede dove? Dove risiede? A Catania, in via Padova 97, scusa. Ascolti le domande dell'avvocato Catania. Signor Paladino, che attività svolge lei? Agricoltore. Io adesso le mostro alcune foto. Lei mi dovrà dire se in queste foto, per la verbalizzazione sono le foto allegate al esito accertamenti in ordine alla dichiarazione del collaboratore di giustizia Aula Maurizio del 30 maggio 94. Lei mi dovrà dire se in queste foto ravvisa o meno un immobile con un'annessa costruzione, credo che ci sia anche un'azienda agricola, non so, vedrà specificherà meglio lei, se ravvisa un immobile di sua proprietà o meno. La verbalizzazione sono le foto numero 1, 2, 3 e 4 di questa nota citata. Sì, questo è un cancello di un'azienda di mia disponibilità. Sì. Può specificare esattamente dove si trova a maggior chiarezza? Guardi, questa è un'azienda che è in via Gelso Bianco, al numero 61. Ci dovrebbe essere il numero, è al numero 61. È un'azienda di proprietà di mia madre che è nelle mie disponibilità e di mio fratello. Su questo cancello è stato trovato nella cassetta delle lettere scritto Aiello, soltanto Aiello. Lei può spiegarci, se sa spiegare com'è possibile questa scritta sul cancello Aiello? Certo. Era alle nostre dipendenze in questa azienda un operaio che, posso dire il nome e cognome, si chiama Aiello Carmelo ed è figlio di un altro nostro dipendente che lo è stato anche ai tempi in cui viveva la buonanima di mio padre. E costoro abitavano là, cioè c'è una casa che utilizzavano? Sì, questo dipendente nostro, questo Carmelo Aiello, abitava presso questa azienda. Da quando e fino a quando? Guardi, la data io non le posso dire dal 84, 85 forse, ma non ne sono sicuro, le direi una bugia sulla data precisa. Comunque abitò presso la nostra azienda per tanti anni ed è figlio di un altro ex nostro dipendente, sempre Aiello. E oltre a questi Aiello, nell'azienda, l'azienda è stata data in disponibilità a qualsiasi titolo ad altri soggetti? No, guardi, questa azienda è sempre stata a nostra disponibilità, è proprietà di mia madre, l'ha ereditata dal nonno e io e mio fratello ne abbiamo la totale disponibilità. Ha detto dall'83-84, però poi non abbiamo specificato la data fino a quando questo Aiello Carmelo, aveva un soprannome questo Aiello Carmelo? Il padre, siccome aveva i capelli molto curati, molto alti, un po' ricci, e lo hanno sempre chiamato Tori Puccini perché appunto aveva questo aspetto dei capelli molto ondulati. Ecco.
E quindi fino a quando il figlio diciamo, ha avuto la disponibilità di questo immobile? Se non ricorda con precisione all'incirca. Guardi, le direi una bugia, credo fino a 3 anni fa, 4 anni fa. Scusi avvocato, qual era la non domanda? ne so essere preciso, ma ancora se sta cosa per la posta, sta buca per la posta è ancora là sul cancello, non è mai stata tolta. Cioè tuttora si trova? Sì. Perché lei frequenta ovviamente la Io vado quasi tutti i giorni in questa azienda, è la mia? Scusi. il pubblico ministero, scusi. No, non avevo sentito la domanda. Fino a quando questo aiello era rimasto? E ha detto fino a 3-4 anni fa. Ma non ne sono sicuro, le direi una bugia. Poi possiamo vederlo dalla data del licenziamento all'ufficio collocamento, quando è avvenuto. Le direi una bugia. Perché era regolarmente Sì. aveva un regolare contratto con... Era a nome di mio fratello. Lei conosce invece altri aiello a nome Vincenzo, a nome Alfio? Guardi, io conosco diversi aiello perché, ripeto, questa famiglia del cosiddetto Turi Puccini è stata alle nostre dipendenze da anni. Fino a qualche mese fa io ho avuto anche altri dipendenti, parenti fra di loro. Ma questo signore a cui l'avvocato si rivolge, io lo conosco perché avevo dei rapporti, l'avevo visto un poco di volte, perché si occupava della vendita di prodotti per l'agricoltura come i concimi chimici, cose di questo genere, e io nella sede del Consorzio Agrario a Sferro comprai diverse volte del concime che mi serviva per le mie aziende. Vi sono... Tra questi aiello vi sono rapporti di parentela, di amicizia o sono soggetti assolutamente estranei gli uni agli altri? Di parentela, scusi, con questo dipendente mio? Sì. No, non credo proprio, assolutamente. Che io mi riferissi all'aiello Vincenzo di cui lei ha parlato, lei come ha fatto a individuarlo? Sa qualcosa, sa se lo stesso ha avuto disavventure giudiziarie? Le ho lette sul giornale, io conosco di più, ho visto di più il fratello, quello più alto, come si chiama? Alfio, mi pare, Alfio, perché appunto era quello con il quale io avevo dei rapporti per l'acquisto dei concimi al Consorzio Agrario, che loro avevano in gestione. Conosceva anche il papà di questi due fratelli? Io conoscevo il nonno, conoscevo il papà, perché spesso lo incontravamo, perché si occupava anche lui di agricoltura, ma non tutto qua, ecco. Poi il padre si occupava anche di macchine agricole, aveva di fronte alla sede del Consorzio Agrario qua in via Zia Lisa, aveva un'officina dove trattava macchine agricole, e qualche volta anch'io sono andato per vedere se trovavo dei pezzi o cercare di acquistare dei trattori, ma tutto qua. Non ho altre domande. Mi scusi, lei ha detto il papà aveva mi corregga, una officina di riparazioni. Dove era ubicata questa officina di riparazioni? Non un'officina di riparazione, si occupava di trattori agricoli ed era, il numero non glielo so dire, di fronte dove c'è ancora oggi la sede del Consorzio Agrario. A Sferro? No, sempre in via Zia Lisa. Mi scusi, lei ha parlato di un consorzio agrario di Sferro? Sì, le dico subito, le chiarisco. Il Consorzio Agrario di Sferro era dato in gestione almeno io ho sempre visto là il fratello, quello alto, come ho già detto, Alfio, con il quale diverse volte ho trattato per avere dei concimi chimici, ci sono delle fatture che sono state fatte in passato.
Sì. L'ho acquistato da loro. Ecco, sì, io volevo capire questo. Lei ha fatto riferimento ad non so come definirlo, un'officina che era per trattori ubicata di fronte al consorzio agrario a Zialisa. Sì. Ecco, c'è un altro consorzio agrario quindi a Zialisa oltre quello di Sferro? Sì, questo? Era la sede centrale questa di Zialisa. Ed era dipendente sempre, cioè era la sede, che collegamento c'è tra il consorzio agrario di Zialisa e quello di Sferro? Era una filiale, credo. E dico, ma era gestito comunque dall'Aiello? Io ho visto sempre lui, ma adesso se la gestione era sua... Mi scusi, l'ha visto a Zialisa o a Sferro? A Sferro. A Sferro. E a Zialisa lo ha visto in questo consorzio agrario di Zialisa? No, mai. Mai. Ho visto il padre là di fronte, ripeto, perché si occupava di macchine agricole. Ho capito. E invece a Sferro lei lo sa se c'è un'altra officina nei pressi del no, consorzio? c'è la sede del consorzio agrario? No, non ho mai visto io officine agricole. Mi vuole ripetere cortesemente i nomi degli Aiello, suoi dipendenti, padre e figlio? Sì, il padre si chiama Salvatore Aiello. Ed è vivente ancora? È vivente, sì. Sì. Ed è stato alle nostre dipendenze, alle dipendenze addirittura di mio padre quando era ancora in vita, per tanti anni. Sì. E il figlio che stava in questa azienda si chiama Carmelo, cosiddetto, non lo chiamavamo tutti Melo, ma il vero nome è Carmelo. Carmelo. E di che classe è? Di età? Sì. Guardi, io adesso non ricordo, ma sarà oggi intorno ai 40 anni, 35, 38, questo. Ecco, e costui che attività svolge adesso? Questo ragazzo? Sempre bracciante agricolo, ma non lavora più con noi. Ecco, come mai, non so se questa domanda già è stata fatta, se è stata fatta probabilmente perché mi sono distratto, dico, come mai la proprietà presentava la cassetta della posta intestata? Perché le ho già detto che questo ragazzo allora abitava in questa azienda perché appena sposato gli abbiamo dato questa casa in comodato e lavorava presso di noi. Ecco. Lei può dirci se l'Aiello, Alfio o Vincenzo sia mai venuto in questa azienda di cui ha detto lei, la sua azienda? Di proprietà? Sì. No, guardi, io le posso dire solo che 1 o 2 volte l'ho incontrato perché doveva farmi avere delle fatture o gli dovevo dare io l'ordine per le concime. E dove l'hai incontrato? Lungo la strada, ma in azienda non è mai venuto. Ecco, lei siccome io uso questo cancello per entrare e uscire dall'azienda. Ho capito. Lei sa dirci che distanza c'è in linea d'aria, se è una valutazione che può fare agevolmente, tra la sua proprietà e l'officina del padre dell'Aiello? Lei ha parlato di Zialisa. Ecco, in linea d'aria ci sa dire che Guardi, sarà 1 chilometro, 1,2 chilometri, 1,5 chilometri, non l'ho mai valutato. L'azienda è a via Gelso Bianco al numero 61, questo. Non ho capito. L'azienda mia, a mia disposizione, è al numero 61 di via Gelso Bianco. Di via Gelso Bianco, mentre che è la continuazione di via Zialisa. Di via Zialisa. Quindi la distanza quindi è in linea retta, voglio dire, è la stessa strada? Sì, è la continuazione, sì. Ed è sullo stesso lato oppure sul lato? No, il consorzio agrario è sulla sinistra, uscendo dalla città. E sempre sulla sinistra, dal lato al numero 61, c'è questa mia azienda che ha anche un'altra entrata, per la verità, al numero 57. Quindi è sullo stesso lato del consorzio, però rispetto all'officina mi pare di capire rispetto dove il padre aveva questa cosa che si occupava di trattori,
era sulla destra, cioè di fronte alla sede del consorzio agrario. Ho capito. Un'ultima domanda. Lei ha rapporti di parentela con tale Paladino Sebastiano di Graniti? È figlio della buonanima del fratello di mio padre, purtroppo. Quindi, purtroppo perché? È una mia constatazione. Quindi è figlio? Di un fratello di mio padre. Quindi lei è cugino di primo grado con il signor Aiello Sebastiano. Grazie. No, Aiello. Pardon, Paladino Sebastiano. Ecco. Grazie. Sono altre domande. E può andare, signor Paladino. C'è un altro... Buongiorno. Avvocato Catania, c'è un altro... Ma dove andare anche via, dove andare la signora Vigneto? Dove andare anche via? Viene da Tartusa, sì, no, perché è una gentilezza questa, non è una signora che viene da Tartusa. Siamo gentili, avvocato. Siamo gentili. Sono pronto a... Si accomoda. Legga la formula del giuramento. Sì. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E detti a verbale le sue generalità, signora. Come? Deve dettare sì. a verbale le sue generalità. Vigneto Laura, Nata? nata a Val Guarnera il 7/1/1968. Dove risiede? Residente a Val Guarnera, mio plebiscito 6. Ora risponda alle domande dell'avvocato Catania. Signora, che lavoro svolge lei? Sono impiegata alla Val Transport, faccio segretaria. Da quanto tempo è impiegata alla Val Transport? Dal 91, quindi 5 anni. Dal 91. Dal 91. Lei, a causa di questo suo rapporto di lavoro, ha avuto modo di conoscere il signor Tusa Francesco? Sì, lo conosco, sì. Che ruolo aveva? Aveva un ruolo il Tusa Francesco in questa società? Sì, era socio della società dove lavoro tutt'oggi. Oltre a essere socio, il Tusa si occupava dell'amministrazione o era soltanto un socio che non si occupava Si dell'amministrazione? interessava dell'amministrazione dell'azienda. Quindi lei aveva modo di vederlo con che cadenza, con che ritmi? Ma inizialmente circa settimanalmente, perché gli uffici erano siti in paese, nella città, poi ci siamo trasferiti nello stabilimento e lo vedevo tutti i giorni. Allora aspetti, mi faccia capire, gli uffici sono nella città, in quale città? A Val Guarnera. A Val Guarnera. Precedentemente erano a Val Guarnera. E a Val Guarnera. Poi sono trasferiti dove? Nello stabilimento? Sì, cosa intende esattamente? Se era un capannone? Sì, un capannone, perché abbiamo dei mezzi pesanti che erano posteggiati lì e ci siamo trasferiti, pure gli uffici si sono trasferiti lì. E quindi quando è avvenuto il trasferimento la vedeva, ha detto, a ritmi giornalieri, quotidianamente? Sì, lo vedevo tutti i giorni. Lo vedeva tutti i giorni. Faccia capire, lei sa se accanto a questi, non agli uffici, dallo stabilimento vi è un rifornimento di benzina? Accanto allo stabilimento, ha detto, scusi? Sì, dove poi si è trasferita. Sì, c'è un rifornimento. Sì, c'è un rifornimento, un distributore di benzina. A quanto dista questo distributore di benzina rispetto al... È attaccato praticamente, c'è un muro di cinta che lo separa. Sa se c'è un bar e anche un ristorante? Sì, è un bar-ristorante, trattoria, sì. Non ho altre domande. Un'ultima cosa, questo trasferimento
Quando è avvenuto questo trasferimento degli... Ma circa dopo un anno. Circa dopo un anno da quando dall'assunzione mia, che era stato nel febbraio del 91. Va bene, non ho altre domande. Pubblico Ministero, domande? Sì. L'ha già detto, se lo può ribadire, dove ha sede attualmente la società, la Transport mi pare che si chiami? Val Transport. Attualmente la sede è sempre a Val Guarnera, però gli uffici e lo stabilimento è in contrada Cuticchi, una frazione di Assoro. Di Assoro. E senta, chi sono i gestori, i proprietari della Transport? Il signor Calabrese. Signor Calabrese, è un unico socio? Il signor Calabrese è la figlia, è Patrizia Calabrese. È stata sempre la figlia ad occuparsi della gestione della società? Non ho capito. È stata sempre la figlia, dico? No. È l'unico socio, Chiedo scusa, c'è un unico socio che è proprietario di questa azienda? Allora, attualmente i soci sono due, il signor Calabrese e la signora Patrizia Calabrese. Ora non ho capito la domanda. No, io le chiedevo appunto chi fossero i proprietari della società. Sì. Ecco, sono stati sempre questi due. Voi avete avuto rapporti di affari che ricordi con la società Transporiental? Mi può ripetere il nome? Transporiental. No, non la conosco. Con l'Avimec? Nemmeno. Di cosa... Presidente, c'è opposizione a questo tipo di domande? La testa è stata citata per dire dei rapporti, se conosci il TUSA e se il TUSA era socio, lavorava, dico, trasformarlo. Rimandiamo il problema alla domanda successiva, Avvocato Catania, perché per questo qui già ha risposto. Non ci sono altre domande? Chiarimento, Presidente. Lei poco fa ha detto che il signor Tusa è stato socio di questa società, poi adesso nel PM ha detto socio sono il signor Calabrese e la figlia. C'è un momento in cui il Tusa ha cessato e è tuttora socio? Io ho chiesto appunto questo, dico attualmente sono questi, ma prima il signor Tusa era socio della Val Transport. E poi fin quando è stato socio? Ecco, Poi c'è stata una cessione di quote verso la metà del 93. Verso la metà del 93, d'accordo, non ci sono altre domande, Presidente. Può andare, signora, grazie. Prossimo testimone? Ispettore Valastro. No, c'è soltanto Valastro e Astorino mi pare Che succede? Un po' di silenzio in fondo. Si accomodi, ispettore. Questo veramente non è un... Ci possono essere dubbi su questo fatto di fare uno dei graniti? Mi sono lasciato prendere perché comunque questo è quello, vabbè, ma tanto non è che cosa ne avrebbe risposto, sono ammesso. Ispettore, per favore, le sue generalità. Valastro Benedetto. Il suo grado? Il suo grado? Ispettore di polizia. In servizio dove, ispettore? Alla questura di Catania. Ora leggere la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Risponda alle domande del pubblico ministero. Sì. Ispettore,
ha compiuto accertamenti su delega dell'Ufficio del Pubblico Ministero in merito a tale Russo Gioacchino e a una compagnia di assicurazioni? Sì. Può dire che tipo di accertamenti ha compiuto? Abbiamo escusso a verbale Russo Gioacchino per sapere se negli anni passati avesse subito delle estorsioni inerente a un'agenzia di assicurazioni. E lo stesso Russo, agente generale di una compagnia di assicurazioni che adesso mi sfugge il nome, della Milano Assicurazioni forse, diceva di essere agente generale di circa 30 e passanni, dal 1961 se non ricordo male, e che negli anni passati appunto questa agenzia di assicurazioni aveva un'altra denominazione, era stata incorporata nel 90-91 dalla Milano Assicurazioni, e che la sede di questa agenzia era sempre stata in piazza Ludovico Ariosto. Ultimamente aveva detto che parte degli uffici erano stati trasferiti in via Metastasio, che è la traversina laterale di piazza Ludovico Ariosto, ma che comunque in tutti questi anni non aveva subito estorsioni per quanto riguarda la sua agenzia di assicurazione, mentre aveva subito estorsione per quanto riguarda la sua attività e per quanto riguarda la concessionaria Merid, e quindi non interessava. Basta così. Senta, avete invece compiuto accertamenti in merito ai rapporti fra un costruttore di cognome Fichera e il costruttore Massimino di cognome? Sì, anche in questo caso si trattava di stabilire se il Fichera avesse avuto, oltre ai rapporti di parentela con i famosi costruttori Massimino, e rapporti di lavoro. Dagli accertamenti che abbiamo esperito e anche per stessa ammissione delle persone, non parentela fra le famiglie Fichera e Massimino. Il Fichera, escusso per primo in sommarie informazioni, disse che in passato era stato socio di Massimino, mi pare Gaetano e Alfio, in alcune costruzioni, Alfa, Beta Costruzioni, insomma. Se può magari, consultando atti a sua firma comunque redatti da lei, sì, indicare i nomi delle società in questione, col consenso della Corte, cortesemente. Magari specificando il nome del Fichera innanzitutto. Allora, Fichera Gaetano, costruttore Fichera Gaetano. Nato? Allora, è nato a Catania il 21/9 del 28. Allora, la società con chi era e in quali è la denominazione sociale, la ragione sociale delle società? Allora, il Fichera disse che aveva avuto rapporti societari con Massimino, Gaetano ed Alfio per quanto riguarda le imprese Alfa Costruzioni, Beta Costruzioni, Catania Nord Costruzioni e Mediterranea Costruzioni. Però siccome gli accertamenti erano volti a sapere se avesse subito estorsioni per un cantiere in Viale Africa, lui disse che non aveva edificato con queste società in Viale Africa. Chi aveva invece edificato in Viale Africa, ispettore? Secondo gli accertamenti aveva edificato Massimino, Alfio, Vittorio, mi sembra, perché sono due cugini che... Sì. Era la ditta Gesim Gamma Costruzioni. E di chi è questa ditta? Presidente era Massimino Alfio Vittorio e il socio era il cugino Alfio Luciano. E Massimino Gaetano c'entrava in questa società denominata Gesim? Non mi ricordo. Se può verificare. Sì, c'era. E desideravo chiederle, sono le stesse persone che erano in società, cioè il Massimino Gaetano e il Massimino Alfio sono le stesse persone che erano in società con il Fichera
nella Alfa Costruzioni, Beta e Catania Nord e Mediterranea? Sì. E in merito invece all'attività estorsiva eventualmente subita al cantiere di Viale Africa, avete compiuto accertamenti? Sì. Prima abbiamo sentito Massimino Alfio Luciano, il quale disse che aveva saputo delle noie che erano successe, però siccome era il cugino Alfio Vittorio, presidente della società, di rivolgerci a lui per essere più certi di quello che era effettivamente successo. Successivamente abbiamo sentito il cugino Alfio Vittorio, il quale ci disse che, se non vado errato, agli anni 89-90 comunque, se posso leggere gli atti, ecco, nell'89 con la Gesim Gamma Costruzioni avevano edificato in Viale Africa il complesso edilizio che poi si chiamò i Portici di Viale Africa. Per i primi tempi diciamo, il cantiere non ebbe nessun danno. Dopo un 8-10 mesi, sempre stante il racconto del Massimino, in prima battuta si presentarono due persone, due maschi, i quali chiesero di Massimino, che in quel momento era assente. Successivamente invece trovarono lo stesso Massimino e accertatosi che era lui, quindi molto probabilmente forse non lo conoscevano, andarono lì con la scusa di comprare un appartamento perché c'era l'ufficio vendite in cantiere. I primi appuntamenti chiesero appunto notizie sugli appartamenti, la composizione, il prezzo, eccetera, eccetera. Successivamente questi incontri ebbero la loro svolta, cioè dire queste due persone dissero a Massimino di avere saputo che vi erano dei problemi, naturalmente facendo capire Se magari l'ispettore può sintetizzare, cioè se poi le risulta che sia stata perpetrata un'attività estorsiva, secondo... Sì, queste persone in poche parole dissero ci pensiamo noi a metterci, cioè aspettiamo che gli estorsori si mettano in contatto con lei e noi aspettiamo la telefonata, cosa che avvenne successivamente in un ufficio di pertinenza della società. Il Massimino in questa occasione, anche se diciamo fra l'interlocutore e la persona, una di queste due persone che erano andate in cantiere, capì che queste persone, una sua impressione, si conoscessero. Comunque si misero d'accordo, diciamo, fra di loro che doveva pagare una somma pari a 5 milioni al mese, cosa che, stante il racconto del Massimino, avvenne per un periodo di 4-8 mesi. Poi avvenne un episodio che queste due persone che facevano, per modo di dire, diciamo, da tramite agli estorsori, lo portarono in un bar là vicino e allora lui, siccome non voleva andare con queste persone, fu forzato, prese la decisione di non sottostare più all'estorsione vera e propria, per cui diciamo non pagò, si fece negare e chiamò delle guardie particolari giurate per quanto riguarda la vigilanza dei cantieri, eccetera, eccetera, e non pagò più. Il bar lì vicino lo ricorda come era denominato? Il bar cui ha fatto riferimento? No, mi ricordo la via Calatabbiana, che è la traversa successiva dove ci sono gli uffici della Gesim Gamma. Sì. Senta, ispettore, sono stati delegati accertamenti in merito a un attentato eventualmente subito da un tale Astorina Sebastiano? Sì, anche in questo caso abbiamo sentito il costruttore Astorina, il quale ci disse riguardante un attentato alla sua persona non ha detto niente, però ha riferito di un fatto avvenuto intorno alla fine del 90, non ha specificato bene il periodo, comunque verso la fine degli anni 90, e disse che una notte giunsero a casa sua dei carabinieri in Borghese, i quali gli chiesero se una
un'autovettura, mi pare che fosse una BMW 5 qualcosa, comunque una BMW che nella serata era stata posteggiata di fronte allo Scelli Bar, era di sua proprietà o di proprietà del figlio. Ha avuto risposta positiva, chiesero i carabinieri, cioè lui chiese ai carabinieri cosa era successo e ebbe la risposta che nella serata era successa una sparatoria davanti allo Scelli Bar e che l'autovettura, quando giunsero i carabinieri, era posteggiata regolarmente sulle strisce zebrate poste nell'intersezione tra Viale Ionio, Corso Italia, cioè proprio di fronte allo Scelli Bar, e via Martina Celesti che è proprio di fronte allo Scelli Bar. Sì. Quindi i carabinieri fecero i loro accertamenti, poi successivamente si accorsero nella tarda serata che la macchina non c'era più e appunto volevano sapere il perché, da chi era stata spostata, eccetera eccetera. E lui disse che la macchina era in uso al figlio. Ricorda se era in uso o era intestata al figlio? Doveva essere intestata e in uso al figlio, doveva essere. Comunque, siccome lui si era preoccupato, telefonò alla nuora, alla moglie del figlio, la quale gli disse, sempre stante il racconto della Storina, ed erano presenti pure i carabinieri, gli disse che il marito era fuori, era uscito a cena con degli amici e non sapeva l'orario di rientro. Successivamente, un quarto d'ora, 20 minuti dopo, il figlio della Storina telefonò al padre e gli disse qual era il motivo di questa telefonata. Il padre spiegò, dice: guarda, è successo questo, questo e quest'altro, e la macchina l'avevo io, l'ho posteggiata in prima serata nel posto dove effettivamente l'avevano notata i carabinieri, sono andato a cena con amici ed infine verso le 2 o qualcosa, giù di lì, ho preso la macchina per andarmene. In questa circostanza il figlio, cioè lui chiese al figlio se la macchina aveva subito dei danni visto che c'era stata una sparatoria. Il figlio disse che era integra, la stessa cosa dissero, almeno stante il racconto, i carabinieri, ed è finita lì la situazione per quanto riguarda l'attentato. Senta, il nome del figlio forse l'ha già indicato, ispettore? Salvatore. Senta, e in merito a eventuali rapporti fra la Storina e Santa Paola Benedetto avete compiuto accertamenti? Allora, lo stesso Astorina ha asserito di conoscere Santa Paola Benedetto perché abitavano nello stesso quartiere da ragazzi, quindi una conoscenza non specifica, bensì la classica conoscenza di quartiere, diciamo. Qual era il quartiere? San Cristoforo, che lui diceva Santa Paola abitava in via Di Giacomo e lui abitava in via Plebiscito, quindi molto nella stessa zona. E niente, disse, mi pare, di averlo visto l'ultima volta negli anni 70, 76, 77, ma cioè, un saluto e basta, un semplice saluto. Abbiamo finito, Presidente. Interventi del difensore? Nessuno? Può andare, ispettore, grazie. Prossimo test. C'è il signor Astorina. Sì, buongiorno. Mi scusi. Presidente, Ispettore, può aspettare un attimo? Volete l'ispettore? Da Oliveri mi pare su questo. Aspetta, qual era il coso? Qual era? Possiamo richiamare un attimo il testo? Certamente. Signor ispettore, pazienza. Questa è firma di Signor Presidente, mi scusi, siccome sto per allontanarmi, nomino sostituto processuale l'avvocato Lucia Danna. Va bene, che aveva risposto Grazie. lo stesso.
Ispettore, un'ultima domanda, io non ricordo se era già stata fatta all'ispettore Oliveri, quindi nel dubbio. Avete compiuto accertamenti in merito a luoghi di residenza di Ferrera Giuseppe? Era stato richiesto. E Fichera Alfio, parlo dell'informativa del 26 giugno 96, ispettore, se eventualmente... Fichera Paolo e Ferrera Giuseppe. Erano stati richiesti accertamenti per sapere negli anni 86-87 dove fossero le due persone. Per quanto riguarda Fichera Paolo, lui era stato destinato a soggiorno obbligato nel giugno dell'86 a Cocconato d'Asti. Poi da lì per esigenze processuali fu autorizzato ad andare a Palermo, a risiedere a Palermo, già nell'86 se non ricordo male. Ispettore, se cortesemente può indicare i periodi esatti, magari consultando atti o sua firma. Allora, il Tribunale fu sottoposto a soggiorno obbligato, regime del soggiorno obbligato dal 1 giugno 86 per anni 4 in Cocconato d'Asti. Il 18-4 dell'87 la terza sezione penale del Tribunale lo autorizzò a recarsi e permanere a Palermo per esigenze processuali. Quindi dagli atti che ho rinvenuto nel fascicolo a seconda del Fichera Paolo vi era una nota in cui si evince che il Fichera rimase a Palermo fra il 23 maggio dell'87 al 24/10/87, data di un dibattimento processuale, ma il Fichera non si presentò e quindi si persero le tracce del Fichera Paolo, nato l'1-3 del 29. Per quanto riguarda Ferrera Giuseppe, nato a Catania il 7-8 del 45, il Tribunale di Catania il 2-8 dell'84 l'aveva sottoposto a regime del soggiorno obbligato per anni 5 nel comune di Carpegna, però non andò nel comune di Carpegna perché il comune in poche parole non lo voleva. E allora fu designato il comune di Toro a Campobasso, però lui in questo tempo già era latitante perché nell'83 l'ufficio istruzione di Palermo aveva emesso un mandato di cattura nei suoi confronti per diversi reati, dall'associazione delinquente di stampo mafioso alla legge sulle stupefacenti, cioè sono più mandati di cattura. Il 21 febbraio dell'85 venne tratto a Napoli, in arresto a Napoli, e in quell'occasione gli furono notificati tutti questi mandati di cattura. Il successivo 18/7 dell'86 la Procura di Palermo emise l'ordinanza di concessione degli arresti domiciliari da trascorrere presso l'ospedale Ingressia di Palermo. E il successivo 30/11 dell'87, sempre lo stesso Tribunale di Palermo, dispose che lo stato di arresto domiciliare passasse dall'ospedale Ingressia di Palermo al nosocomio Ascoli Tomaselli di Catania. Per quanto riguarda invece il periodo tra l'85, la data di arresto, e il 1986, cioè la concessione degli arresti domiciliari, il Ferrera Giuseppe si trovava ristretto presso il carcere di Palermo. Chiedo scusa, quindi tirando le somme, Ferrera Giuseppe in che arco temporale è stato a Palermo e presso il carcere e presso poi l'ospedale Ingressia? Dal momento dell'arresto, a febbraio 85, quindi il tempo della traduzione da Napoli a Palermo, fino al 18/7/86, perché la Procura ha emesso ordinanza di concessione degli arresti domiciliari, quindi bisogna vedere se effettivamente lui il 18 luglio entrò all'ospedale Ingressia di Palermo, ma comunque se non era 18 è 19, 1 o 2 giorni. E da quella data
al 30/11/87, quando fu tradotto a Catania per andare all'ospedale Ascoli Tomaselli. E quindi nell'ultimo periodo però chiaramente presso l'ospedale in Grazia? Dico, Sì, nell'ultimo periodo a Palermo. Sì. Poi dall'87, dal 30/11/87 Sì. poi arriva a Catania. A Catania all'Ascoli Tomaselli. Mentre il Paolo Fichera arriva a Palermo, viene autorizzato a recarsi a Palermo, mi pare che c'è una nota di traduzione da parte dei carabinieri, il 18/4 dell'87, e si ha notizia temporale, diciamo, fino al 24/10/87, data in cui si doveva presentare a un'udienza al Tribunale di Palermo, ma cosa che non fece perché non ottemperò a quest'ordine, diciamo. Quindi 2 mesi. Su casa mia devo dire lo stesso. Su casa mia mi chiedo. Sì. Ispettore, avete compiuto accertamenti in merito all'esistenza di un negozio denominato Casa Mia? Sì, il negozio Casa Mia esisteva nel tempo, adesso però non ricordo se posso leggere gli atti perché sono stati fatti 2 giorni prima di andare in ferie. No, non ha fatto. Questa attività commerciale, dagli accertamenti che avevamo fatto, era sita cioè il negozio era sito in Corso Italia 162 di Catania e risultava come titolare di questa impresa individuale Sciacca Vincenzo. Successivamente la ditta veniva gestita da Sciacca Maria Rosaria, molto probabilmente la figlia, e l'esercizio commerciale veniva trasferito dal Corso Italia 162 in via Maria San Giorgi 54-56. Questo doveva avvenire nel 21/10/85. Nell'85. Chiedo scusa, cosa è avvenuto il 21/10/85? Il trasferimento del negozio da Corso Italia in via Maria San Giorgi. Se può verificare meglio, ispettore. Come? Non ho capito. Se può verificare meglio, dico, su questa data. Le volevo chiedere quando è venuto il passaggio alla Maria Rosaria Sciacca e quando il trasferimento dalla sede di Corso Italia alla via San Giorgi. Un attimo, devo leggere la visura della carta. Io facevo riferimento alle pagine 4 e 5 dell'informativa del 26 giugno. Sì, no, stavo guardando le visure camerali, perché tante volte, siccome le cessazioni, i trasferimenti li fanno in data molto dopo, diciamo, rispetto all'effettivo trasloco dell'esercizio commerciale, quindi tante volte se non si legge fra le carte non si riesce a capire bene. Comunque nell'85 ci fu il trasferimento della società da Sciacca Vincenzo alla società gestita dalla Sciacca Maria Rosa. Voi indicate un'altra data come... Nell'89. Nell'89. Sì. Senta, in merito a eventuali attività estorsive subite da questo esercizio, poi avete sciolto la riserva, perché in quella nota... No, ancora no. Non abbiamo avuto tempo materiale. Ancora non sono state fatte indagini per verificare se questo esercizio abbia subito nel tempo attività estorsive? Dalle prime indagini non erano emerse, però stiamo procedendo per vedere anche altre persone nella società, che tante volte le denunce vengono fatte da persone diverse dall'effettivo titolare, per cui stiamo verificando. Ma voi avete sentito i titolari di questo esercizio? Al momento della stesura no. No, quindi ancora non sono state sentite queste persone. Finito il pubblico ministero? Sì, Presidente. Possiamo licenziare l'ispettore? Questo è tutto. Sì, Presidente. Può andare, ispettore. Grazie. A lei. Signora Stolino.
Si accomodi. Legga la forma del giuramento. Consapevole della responsabilità morale, sul microfono. posizione, i miei impegni, dire tutte le verità, sulla mia conoscenza. Dica lo giuro, forte. Lo giuro. E si avvicina al microfono e detti le sue generalità al verbale. Signora Storina, da questa parte. Le sue generalità. Da questa parte. Sì. Detti le sue generalità al verbale. Come? Come si chiama lei? Astorino Sebastiano. Nato? A Militello Patti Catania. Quando? 15.344. Dove risiede? Via Locatia 161, Catania. Bene, ora rispondo alle domande del pubblico ministero. Signor Astorina, sì. Che attività svolge lei? Imprenditore. Imprenditore in che settore? Costruzione, Italy. Dove abita? Via Locatia 131, Catania. Lei era stato già citato 2 o 3 volte, sì. E non è comparso. Ci sa dire perché non è comparso? No, io ho mandato un fax perché mi è stato detto alla sera alle 19 che non domani mattina deve essere qua al lavoro pubblico. Purtroppo per motivo di salute sono stato in Pappavia, perché io sono stato operato, e ho rinviato la mia presenza qua. Lei ha detto che è imprenditore nel settore dell'edilizia. Sì. In quale società eventualmente? La Astorina SRL. La? Astorina SRL. La Coip e la Ceppe. E la? E la Tartaruga. La Tartaruga. Cioè sono tutte società nelle quali lei è socio, che cos'è in queste società? Io e mia moglie, amministratore e mie figlie. Ci sono altri soci? No. Con riferimento alla società Tartaruga. Sì. Ecco, questa società, chi erano i soci di questa società o chi sono i soci di questa società? La Tartaruga, i soci sono mia moglie e mio figlio. Ed è tuttora, questa società è tuttora? No, l'ho venduto nel 1991. A chi l'ha venduta? Un certo signore Zampataro, il geometro Cupere, e in questo momento mi sto ricordando il pezzo. Ecco, lei quando è stato sentito dalla squadra mobile il 26 giugno del 1996 si è ricordato il nome e il cognome di questo terzo socio, adesso non se lo ricordo. Adesso fra un minuto me lo ricordo. Si chiamava, lei ha detto, e quindi è una contestazione, si chiamava Arcidiacono. Arcidiacono, perfetto. Ecco, ricorda il nome di questo Arcidiacono? No. Ricorda che attività svolgesse questo Arcidiacono? No. Ce lo sa descrivere fisicamente questo Arcidiacono? Sì, certo, però in questo momento non mi sto ricordando il giudice. Sì, ce lo sa descrivere, dico. Ce lo sa descrivere fisicamente? Sì. E ce lo descrive? No, è un bassino, attorno a 1,60 m, 1,65 m, 70. E poi? Così. Ha qualche cosa di particolare? No. Capelli? Guarda, l'ho visto pochissimo, il tempo che io ho venduto la Tartaruga, abbiamo fatto l'atto la sera nel notaio. Quale notaio? Notaio nel Viale Africa, non mi sto ricordando il notaio come si chiama, nel Viale Africa. Scapagnini, non mi ricordo in questo momento, ce l'ho scritto negli atti. Viale Africa a che altezza del Viale Africa? Dove c'è Viale Africa o Viale Ionio? Viale Africa o all'angolo? Sul lato scendendo. C'è Piazza Galatea? Mi faccia capire. Via?
Piazza Galatea, lei dice all'angolo? Sì, proprio in Piazza Galatea. Sì. E il notaio, non mi ricordo come si chiama in questo momento, non mi sto ricordando. Ecco, e questo arcidiacono come l'aveva conosciuto? Chi gliel'ha portato? Non sa nulla, è venuto... No. Me l'ha portato il signor Carlo Cupore. E non sa neppure che attività svolgesse? Lui è ragioniere di un'azienda dei fratelli Cossaro, mi ricordo io che lui lavorava come ragioniere negli uffici dell'impresa Cossaro. Lei ha subito qualche attentato? Io? No. Attentato di che cosa, signor giudice? Gli hanno sparato qualche volta? No. Lei conosce Benedetto Santapaola? Sì. Quando l'ha conosciuto? Ma anni del 65, fino al 70, 72, perché abitavo io prima in via del Brescito, ma poi del 70 io non ci abito più in via del Brescito, che ci stanno i miei genitori. E che rapporti ha avuto con il Santapaola? Ciao, buongiorno, quando ci vediamo. Conosce il fratello Nino? No, Salvatore. Nino non lo conosce? No. Lei è stato sentito dalla Polizia di Stato con riferimento a questo episodio dell'attentato che lei dice, o comunque di questi colpi di arma da fuoco di cui lei non sa nulla. Ricorda comunque se c'è qualche episodio nella sua vita, in un certo periodo, in cui nei pressi dello Scilly Bar è successo qualcosa che in qualche modo la riguardava? No, a proposito di questo attentato a Scilly Bar, una sera dice che è successo una sprotoia postitaria. Dice chi? Un maresciallo di carabinieri che sono da casa mia verso le 11:30, mezzanotte, non mi ricordo in orario, ci ha trovato, stavamo cenando a casa e sono venute 2 pattuglie dei carabinieri e dice: senti, possiamo salire? L'ho fatto salire a casa e dice: senti, dice, lei c'ha una macchina, un 124, c'è così, dice, questa macchina chi ce l'ha questa sera? Ci sono la macchina ce l'ha il mio figlio. Ma che problema è quello che è successo? Dice: siccome stasera è successo una sparatoria postitaria, volevamo sapere esattamente il proprietario di questa macchina. Io ci ho detto: guarda, maresciallo, la macchina ce l'ho io, ce l'ho il mio figlio, lei mi sta facendo stare in pensiero. Ho preso il telefono, ho telefonato a mio figlio a casa non c'era, era a cena fuori. Mi scusi, lei dov'era? A casa, che stavamo cenando in famiglia. Ha telefonato a casa di chi? Di suo figlio? Di mio figlio. E mio nonno dicendo: non c'è Salvatore, quando rientra anche le 2, fammi chiamare a casa. Il maresciallo mi ha lasciato un biglietto. Continui. Il maresciallo mi ha lasciato un biglietto che domani mattina voleva sentire mio figlio in piazza Giovanni Verga e voleva sapere esattamente questa macchina e a che ora l'ha lasciato e quando se l'ha preso. Poi non lo so, mio figlio domani mattina è andato in piazza Giovanni Verga e non ho saputo niente, ci hanno detto che la macchina l'ho parcheggiato io là, le avevano 8, 7 e mezza. Ma non ho capito, secondo questa sua versione la macchina in che senso sarebbe stata coinvolta? Che macchina era? È un BMW. Di colore? Scuro, non ce l'ho io la macchina. Ecco, questa macchina com'è che era stata notata? Essendo io ho l'ufficio in Posto Italia 204, cioè di fronte allo Scilly Bar? Più sotto, poco più sotto. Ma sul lato opposto? O sullo stesso? Sì, sul lato opposto. E la macchina la parcheggiava certe sere o io o mio figlio a Posto Italia in piazza Europa davanti a Scilly Bar
vicino a Ricciole, dove c'era il posto parcheggiava. E quella sera la macchina, mi sta dicendo il maresciallo e anche mio figlio, che era messa davanti al scellibare. Cioè era stata vista davanti allo scellibare? No, era parcheggiata là. Che poi mio figlio se l'ha preso verso 11:30, mezzanotte, a luna, non mi ricordo quando ha preso la macchina mio figlio, solo che non domani mattina mio figlio è andato in piazza Giovanni Vega e andare a fare questa dichiarazione a che ora si era preso la macchina. E questo fatto quando è avvenuto? Ma questo non mi ricordo le sere, mi ricordo era ottobre, novembre, ottobre mi penso che era ottobre. Del 90? O di quale altro? Del 90, sì. Lei conosce Calogero Campanella, Carletto Campanella? No. Mai visto? Mai visto. Conosce Concetto Messina? Concetto Messina. Che attività svolge Messina? Lei, invece di fare davanti a me, cerchi di ricordare quanti Concetto Messina conosce. Conosce un vigile urbano che si chiama Concetto Messina? Messina, il vigile urbano, Messina si chiama. Massimo, io lo conosco più Massimo Messina. Quando l'ha conosciuto questo soggetto? 85, 84, 86. Lei sa che è vigile urbano, gliel'ho già detto sì, io. Certo, sì. E in che occasione l'ha conosciuto, nell'84, nell'85? Ma una volta lui mi ha chiesto per farci lavorare una ragazza e io l'ho fatto lavorare una società mia che poi l'ho data a mio nipote. Una società mia che l'ho venduta a mio nipote a Storina Antincentio. Io ho fatto lavorare con mio ragioniere questa ragazza. E poi dico, con questo signor Messina è rimasto un rapporto di amicizia oppure? Sì, questo alla fine. Fino a quanto? Al fine solo vedo siamo sempre amici. Amici per lei che significa? Amici. Cioè significa è conoscente o amico? Amico, ci incontriamo, se mi chiede un favore io l'ho fatto, ce lo faccio e ci prendiamo il caffè insieme. E se chiede lui a lei un favore glielo fa? Ma guarda, un favore, mi lo presti 1 milione, me lo presti 2 milioni, mi lo fai una cortesia e mi sconto. Quindi siete in buoni rapporti? Sì, questo sì. Quant'è l'ultima volta che ha visto il signor Messina? Messina, ora che non lo vedo parecchi anni. Da parecchi anni? Sì. Né ha avuto modo di sentirlo telefonicamente recentemente? No, mai ci siamo sentiti per telefono. E con Santa Paola Benedetto l'ultima volta che vi siete visti o sentiti quanto risale? Forse ci siamo visti nel 1975 o 76. In che occasione? Così, di vista. Ma dove, le chiedo? Non mi ricordo questo, suggerisci. Lei ha parlato di Santa Paola Salvatore, ricorda che attività svolgesse, se svolgesse qualche attività lavorativa? Una rapina, No, ancora non ci siamo arrivati. Dico, se svolgesse qualche attività lavorativa? No. Lei quanto è stato sentito il 26 giugno del 96 ricordava che Salvatore Santa Paola gestiva la trattoria La Capricciosa. Sì, ci andavo io a prendermi, ma io parlo sempre di prima del 70, e ci andavo a prendermi un po' di mangiare, certe volte capitava che venivano ospiti a casa mia e andavo a prendere un po' di mangiare, che lui aveva una trattoria in piazza San Cristoforo. Un'altra trattoria?
No, una Cioè la Capricciosa dove è La ubicata? Capricciosa, in piazza San Cristoforo, la Capricciosa. Perfetto. Quindi Santa Paola Benedetto quando l'ha visto l'ultima volta lei ha detto nel 1900? 76, 75, 77, no? Cose queste qua. In effetti quando è stato sentito ha parlato anche del 78. Non mi ricordo gli anni 78, 77, ma Mentre Nino non lo conosce. no. Conosce i signori Tomaselli? Il nome Tomaselli le dice qualcosa? Tomaselli? Proprietario del garage del Largo Paesiello? Largo Paesiello? No. C'era presente il garage del grattacielo? Dove c'è il grattacielo? No. Ah, lei non ha presente il grattacielo a Catania? Il grattacielo sì, lo so. E il garage non ce l'ha presente? Non lo so come, sì, il garage sì, però non so come si chiama il proprietario. Quindi né ha mai avuto rapporti con queste persone. Presidente, vorrei sapere se sono autorizzato a far rilevare al teste alcune emergenze processuali oppure se dobbiamo procedere a qualche atto istruttorio. Se prima di procedere ad atti istruttori eventuali possiamo far rilevare al teste quanto diversamente. Cosa vuole fare rilevare il pubblico ministero? Dalle dichiarazioni di un altro teste. Presidente, scusi signor pubblico ministero, c'è opposizione della difesa? Dico, ha seguito l'articolato di prova delle dichiarazioni già rese, ha già risposto? Sì. Intanto vediamo, ci sarebbe l'atto istruttorio, sarebbe richiesto un confronto? Sì. E quindi vediamo a chi si riferisce il pubblico ministero, glielo può dire. Ecco, nelle dichiarazioni, cioè il signor Concetto Messina, che ha detto essere suo amico, ha riferito a questa davanti alla Corte di aver appreso da lei di un attentato subito, che lo avevano sparato in una certa occasione. No. E che lei avrebbe confidato al Messina, faccio riferimento al verbale dell'11 luglio 1996, pagina 79 e seguenti, e che avrebbe confidato a lei questo episodio, cioè che lei avrebbe confidato al Messina questo episodio. No, non è così. Presidente, un attimo, prima del teste risponda, io volevo fare rilevare che il pubblico ministero non ha ben capito se ha fatto una contestazione di una dichiarazione resa da altri. Non sto facendo una contestazione. Quindi, tra l'altro sono oggetto di valutazione. È stato autorizzato il pubblico ministero nel senso che ha preannunciato una richiesta di confronto e dobbiamo sapere. Sì, però dico, sono valutazioni di altre persone, io formalizzo la mia opposizione. Va bene. Quindi com'è possibile, le chiedo, che il Messina Concetto riferisca questo episodio? No, signor giudice, Messina, mi ricordo io, dopo un mese, 2 mesi o 3 mesi, non mi ricordo il periodo, ci siamo incontrati per puro caso, che lui ci ha trovato a fare servizio adesso all'incrocio sulla strada, e mi sono fermato e ci abbiamo preso un caffè. E mi ha chiesto lui a dire, dice, senti, ma che è vero che ti è successo a te questo problema che ti hanno sparato? Cioè, si sente, questo è la seconda volta. Dice, ma perché la seconda volta? Perché non si sono venuti i carabinieri a casa mia dicendo di questa sparatoria. Tu mi stai dicendo, sì, io ho sentito, dice così. Cioè, questa è la seconda volta che io sto sentendo questa sparatoria. E questa dichiarazione l'ho fatta anche in questura io. Quando l'ha fatto in questura? Un mese fa. In effetti, un mese, a giugno. In effetti lei ha parlato di Messina Concetto? No, la questura mi ha chiesto se io avevo ricevuto a tentare a appositare. Sì, vabbè, questo sì, è vero. Sì, ecco, dico, di Messina Concetto non aveva parlato. No, mi ha detto con questo Messina, dice, ma che è vero che ti è successo un problema? Dice, ho sentito una cosa di questa qua, che ti hanno fatto una tentata appositaria. Ci so, a me no, ci so. Io non ho ricevuto attentate. Lei ha mai posseduto una Ferrari?
Sì, 2. 2. Che colore? Rosso. Targate? Padova e Catania. Padova e Catania. Ecco, sono Presidente autorizzato anche a far rilevare un'altra emergenza processuale? Oppure... Io continuo a formalizzare la mia opposizione, perché fra l'altro si chiedono a testa delle valutazioni su dichiarazioni che sono rese dal soggetto. Io ho spiegato che a seguito di quella contestazione il test ha ritenuto di fornire una spiegazione che può anche essere valutata come sufficiente, senza bisogno di procedere ad ulteriori atti, quindi per ragioni di economia autorizzo la rappresentazione dell'emergenza diversa, che sarebbe quale? Ecco, prima ancora di questo, lei conosce Avola Maurizio? Avola Maurizio? Mai. Non ha mai prestato la sua autovettura ad altre persone? Nemmeno mio fratello presto le macchine io. Ecco, allora Presidente dico, le emergenze processuali diverse sono quelle Posso? Un attimo soltanto. Ecco, lei ha qualche nipote che lavora in banca? Sì. In quale banca? Banco Sicilia, Cassa Vittorio Emanuele, Credito Italiano. Cioè, non ho capito, ha tanti nipoti che lavorano in banca? No, soltanto Banco Sicilia e Cassa del Risparmio. No, io le ho chiesto se ha qualche nipote che lavora in banca. Nipoti? Sì, c'ho un nipote che lavora in banca. Quale banca? La Vittorio Emanuele, la Sicce Cassa. Dove si trova? All'agenzia vicino Ognena. Ecco. Prima lavorava su Viale Manuela Pesata. Ha lavorato sempre in questa banca o in altre banche? Da tutte le banche, perché lui quando fa 2 mesi, 6 mesi qua, 1 anno qua, 2 anni qua. Cioè, istituti bancari diversi oppure no, agenzie diverse dello stesso? Sempre la stessa banca. Sempre la stessa banca. Ecco, dalle dichiarazioni rese da Avola Maurizio, innanzitutto risulta che lei conosce Avola Maurizio, che Avola Maurizio le è stato presentato proprio dal Messina, che lei ha una Ferrari, che suo nipote lavora presso la banca, qui è scritto Banca Popolare, e l'Avola riferisce di questo episodio che è avvenuto ai suoi danni, di questo attentato, e addirittura dice che lei si trovava in compagnia del vigile urbano quando è avvenuto l'attentato. No, signor giudice. Lei è sotto giuramento questo? No. Presidente, a questo punto noi chiediamo che si proceda a confronto. Finito con l'esame del test? Sì. Abbiamo finito con l'esame del test. Ci sono domande alle altre parti? Sulla domanda può andare, signor Stone? Posso andare? Definitivamente, Presidente, oppure... Scusi. Definitivamente può... Abbiamo l'altro termine del confronto qui. Non ho capito. No, lo potremmo avere in tempi brevi. Quindi... Chi sarebbe l'altro veramente? Il vigile urbano Messina Concetto. Il vigile urbano, ma l'altro no. No, è l'altro. Può andare per il momento, signor Stone.
Allora, la richiesta istruttoria? Allora, a questo punto mi pare che rimane soltanto da Presidente, dico precisare- la richiesta, io la formalizzo, cioè, che si proceda a confronto tra il signor Astorina, che oggi è deposto, e il signor Messina Concetto, che ha deposto all'udienza dell'11 luglio 1996. Le ragioni del contrasto tra le dichiarazioni sono evidenti, quindi. Ci sono osservazioni? La Corte si riserva di decidere sul punto. Se ci sono altre richieste istruttorie delle parti ai fini delle osservazioni e dello scioglimento della riserva della Corte. Pubblico Ministero, altre richieste? Altre richieste istruttorie? Sì. Presidente, prima volevo sapere se c'erano altri testi qui presenti. Mi pare di no. Ecco. Altre richieste per il momento.